noi voci invisibili perché il disturbo non lo vedi. Ripeto, non è come un braccio rotto, non si vede ma c'è. E appunto volendo fare le cose in grande, una volta iniziato a scrivere, ho voluto provare a pubblicarlo. Elisa per me vive così. È un padre visibilmente commosso, Maurizio. Con queste parole racconta perché ha voluto consegnare nelle mani dei media e del pubblico in sala l'evento organizzato a Santa Caterina a Treviso nel giorno dedicato alla salute mentale, le parole della figlia Elisa, oggi scomparsa. Che io non volevo morire, cioè che io avevo ancora tanto da dare, tanto da vivere, tanto da fare e quello che stavo facendo era una cazzata. Affetta da una forma grave di bipolarismo, Elisa ha lottato contro il male oscuro dentro e accanto a lei c'era la famiglia. Della mente, il dolore del cuore, il dolore dell'anima ti trasforma in dolore fisico e ti stravolge anche la fisicità. Noi ci accorgevamo quando Elisa stava male, pur non dicendoci nulla, solamente dal colore e dallo sguardo che aveva. Si trasformano questi ragazzi. Scrittrice, Elisa, designer di moda, viaggiatrice, quel vuoto che ciclicamente la divorava. Il padre Maurizio da Como è arrivato in Veneto per condividere questa storia e fare rete. Elisa si è aggravata con il Covid, racconta il papà l'importanza per chi vive un dramma interiore di sentirsi realizzato con il lavoro. Lavorava a Firenze, quindi era proprio nel cuore, in uno dei cuori pulsanti del campo del settore della moda. Si sono fermate le sue attività e come sono fermate le attività si è fermata lei e non è riuscita più a risalire la china. Al suo fianco c'è Luciana Cremonese, alla guida della cooperativa Il Solco. Un dato di settembre, Sì. da gennaio-settembre, 100 sono state le persone che sono morte per cause non naturali, ok? Quindi con un suicidio, nel territorio trevigiano, e di questi ci sono minori. Solco dà lavoro a chi soffre di disturbi mentali, è sul territorio grazie ad un sistema cooperativo e agli imprenditori che scelgono di investire in questo ambizioso progetto di aprire uno spiraglio di luce in chi vive nel buio. Non possiamo considerarci solo malati, se noi fossimo identificati solo con quello, non sarebbe una vita degna di essere vissuta. Quindi quello che noi abbiamo cercato negli anni è quello di dare un'identità diversa alle persone che arrivano da noi. E nonostante le difficoltà si può lavorare e questo è fondamentale.